Ecco la situazione meteorologica. Il continuo afflusso di correnti fredde dai quadranti settentrionali garantisce condizioni di stabilità sulle nostre regioni, seppure in un contesto termico dai connotati prettamente invernali. Nel corso del pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, qualche velatura sulla riviera di Ponente, in serata venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, locali rinforzi sulle vallate esposte del Genovese occidentale, Savonese e centro-orientale dopo il tramonto. Mari molto mossi o anche localmente agitati, ancora con onda di libeccio, temperature massime stazionarie a levante nelle aree interne, in aumento sulle vallate dei versanti marittimi genovesi e savonesi, ma ovunque non oltre i 15 gradi. Per domani, mercoledì 26 novembre, la Limet prevede una giornata stabile e soleggiata con velature in transito da nord-est su centro-levante nella seconda parte della giornata, venti tesi dai quadranti settentrionali con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese nelle aree esposte al grecale dell'entroterra di Levante, con mare stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo. Le temperature rimarranno stazionarie, attenzione alle gelate nelle aree interne, al mattino più consistenti sui versanti padani e nelle vallate del profondo entroterra.